Allora, siamo qui con Culierso, Egizio e Lannino e Paolozzi. La partita Cani Sciolti e Papere è finita 3-1 in favore dei Cani Sciolti. Egizio, com'è andata la partita? La partita dominata sin dall'inizio. Era una partita, eravamo belli in campo, giocando molto bene, cioè un po' stile Barcellona. Arrivavamo dopo a destra da palla a Xavi, che devo stare io, e cominciavamo a giocare con passaggi corti, brevi. E andavamo subito in velocità a fare azioni da lui. Sicuramente è stato uno dei migliori, però quell'errore poteva anche condizionare la vostra partita. Lo so, lì è un po' colpa dei centrocampisti, doveva ancora aggiustare bene il centrocampo, cioè sparivano, si nascondevano dentro gli avversari. Ero troppo, cioè non ti facevo proprio vedere. Ero troppo pressato e a volte capita anche campioni sbagliati. Culierso, 2 gol, grande prestazione, è entrato a partita in corso. Ezio Bomber, solo questo devo dire, basta. Paolozzi invece è stato il migliore della tua squadra, ma solo io. molta sfortuna, qualcosa non è andato. No, non è andato che ci stavano Mangini in attacco, non c'era. Se non c'era Culierso la partita non la vincevano loro, si scema la fa vera e vera, no, però con Rocco, Fontanarosa e secondo me la Giustina che c'è il mercato fa un portiere, possiamo forse anche dire qualcosa. Quindi sì, sei fiducioso per il futuro? Sì. Va bene, grazie. Se vuoi dite a Paolozzi è inutile cacciare, tanto da qui non si passa. In bocca al lupo a tutte le squadre.